Buongiorno, ben ritrovati. Lo dico con gli amici di Facebook che mi hanno chiesto il perché la scelta di sigle che non comprendo né il PD, né il PDL, né l'UDC, né la Lega Nord. Cioè ho lasciato perdere un pochino i partiti maggiori, tra virgolette, maggiori anche per l'impegno magari con il governo, per scegliere tre sigle diverse. Più a destra di Causin, Salmè? Beh, certo. Sicuramente? Sicuramente. No, lo dico così, per la fiamma tricolore lei avrebbe fischiato, lanciato le monetine a Fini? No. No. No, però ho saputo che quelli che lo hanno fatto perché erano veramente convinti che il presidente Fini non sarebbe mai andato al funerale di Pino Rauti. Quindi è stata una reazione spontanea, sbagliata ma spontanea e distintiva. Che credo che Rauti fu l'unico che per un breve periodo tolse la segreteria a Fini, Sì. se non ricordo Si presero a seggiolate in quel congresso. Però Rauti vinse per un paio d'anni e portò per via la segreteria a Fini. un anno. Per un anno, una cosa del genere. Per cui Mentre, scusi, visto che c'è una manifestazione, non so se a Pordenone, sabato. Chi la fa quella? Noi, io. Ah, hanno scritto Forza Nuova. Il sindaco di Pordenone tra le sue dichiarazioni ci confonde anche con un'altra forza chiedo politica, scusa. una grande levatura, credevo un che grande spessore politico. credevo fosse Forza I Nuova. titoli, fiamma tricolore, siamo noi, Perché anzi io personalmente. Ho sentito parlare di Forza Nuova. No, siamo noi. Però è vero che hanno detto Forza Nuova o sono io che sono... No. In una sola riga il sindaco di Pordenone ci ha scambiato per Forza Nuova, ma i titoli erano con scritto fiamma tricolore in grande. Abbiamo questa... Contro gli immigrati. No, a favore dei diritti degli italiani. Noi pensiamo un diritto di precedenza agli italiani o comunque almeno le pari opportunità rispetto agli immigrati. Questo ha scatenato un putiferio tale per cui tutta la sinistra antagonista scenderà in piazza, anche gli immigrati, Quando? per cercare di sabato. Meglio non venire a Pordenone sabato. Cercare di conculcare Meglio sabato il non venire a Pordenone. di una forza politica che si presenta da 16 Meglio anni. sabato non venire a Pordenone. No, io invito tutti gli uomini di destra, quelli di ieri, quelli di oggi, anche le donne, di venire a manifestare per non darla vinta ai violenti di sinistra che vogliono conculcare la nostra libertà d'espressione. 2 minuti e torniamo tra poco. Stiamo sulla cronaca perché parlano ancora del corteo di Pordenone. Qual è il rischio? Il rischio è che appunto le dichiarazioni responsabili del responsabile provinciale di Rifondazione Comunista creino con una contromanifestazione problemi di ordine pubblico. Io vorrei che i cittadini di Pordenone capissero le responsabilità, perché non si possono dividere equamente. Noi abbiamo fatto domanda per fare un corteo pacifico, per manifestare le nostre opinioni che possono piacere o meno, loro vogliono fare una contromanifestazione contro di noi. Questo è antidemocratico e illiberale. Che non è autorizzata. Che speriamo che non sia autorizzata, perché a volte le questure autorizzano anche delle contromanifestazioni, che è un controsenso nella democrazia. D'altronde forse perché piuttosto che lasciarli sparpagliati è meglio sapere dove sono. Io rispetto sempre... Credo nell'ordine pubblico, temo che piuttosto che avere una contromanifestazione disorganizzata, che quindi va a gruppi sparsi, coio, forse è meglio sapere che lui è in quella piazza o in quella strada. Credo, non so. Si crea un precedente per cui cosa dovremmo fare noi? Anche noi facciamo le contromanifestazioni quando loro fanno le loro manifestazioni? Quante volte è successo? Mai. Noi mai, non siamo mai andati a disturbare una manifestazione degli avversari politici. Stavo cercando di pensare a Udine, che è accaduto uno scontro qualche mese fa, se non ricordo male. Quella era una manifestazione di Forza Nuova, l'ennesima contromanifestazione che poi... Nuova, no? Quella sì, l'ennesima contromanifestazione della sinistra estremista che poi è sfociata in scontri con la polizia, con le forze dell'ordine. Italia Valori a Pordenone cosa fa? Sfila con noi. Mentre loro sfilano, noi siamo impegnati nella raccolta firme contro la casta e per i diritti dei lavoratori in piazzetta Cavour, ma a fronte di questa notizia vorrà dire che dalle 16 alle 18, per rispetto alla loro dimostrazione, per non Passate dai loro banchetti? Ma no. Che loro, il percorso, mi rifiuto di pensare che loro passino da noi, magari Passate ci passassero, ma magari ci spostiamo di 100 metri per continuare il nostro lavoro. Avete commesso del loro banchetto? In quella piazza, in quella piazzetta, sì. Non lo sapevo, io non lo sapevo. Tutti a Pordenone. Ma scusi, però loro hanno un comizio, è possibile che avete un banchetto nella stessa piazza del comizio di una forza? No, noi abbiamo comunicato a quest'ore, il sindaco di Pordenone, la nostra... Vuol dire che se lei non era qua oggi,
voi avete il banchetto sabato dove loro fanno il comizio? Devono ancora decidere, giovedì noi- hanno la riunione. Noi abbiamo il banchetto dalle 9:30 di mattina fino alle 13:30 e poi dalle 15 alle 19. Piazzetta Cavour. Sulla scuola, una cosa Sì. folle, perché io ho visto le circolari, non ci credevo prima di leggerle, che i figli di stranieri non pagano le tasse scolastiche. Non pagano perché e non questa è esistono. la discriminazione nei confronti degli italiani. Lo Certamente. sapeva? No, questo non lo Quello so. che dice, Allora, certo, perché non esistono. Non ci Ma credevo. i mi buoni sembrava- pasto li sono garantiti anche a loro. Allora, i anche ai figli stranieri immigrati. possono fare No, bere. se ci sono dei casi di indigenza italiani o stranieri, di cittadini. Anche no, figli i clandestini. figli di stranieri in quanto figli di non italiani non pagano le tasse scolastiche. Poi mi scusi, mi faccia dire una cosa importante. prima volta che lo Mi sento. creda, Dottor l'ho Fioravanzi, letta. mi faccia dire una cosa Le importante procuro il in documento, questa se vuole. televisione Volentieri. libera, perché ce ne sono poche. Si continuano a raccontare balle, favole agli italiani, gli immigrati che se ne vanno. Non è vero nulla, i dati Istat ci dicono che sono, nonostante la crisi, 47.000 in più. Scusi, abbiamo 24.500 aziende di italiani che chiudono e più 13.000 aziende gestite da stranieri in un anno in cui abbiamo toccato il picco della crisi. Quindi siamo in una situazione in cui gli italiani subiscono la crisi, gli immigrati È guadagnano un dalla dato di crisi. fatto che io, È un dato che di io ho mangiato fatto. cicchetti e bevuto lo spritz servito ai cinesi. Posso fare una Stanno domanda? comprando tutto. Posso fare una tutto. domanda?